Euroregione News. Città di Lignano e i lignanesi, il Friuli Venezia Giulia termina a sud-ovest con un'isola che grazie a ponti e bonifiche sembra la terraferma. La più importante località turistica della regione, nata all'inizio del secolo scorso, la città di Lignano, è nota a livello internazionale. Rieletto sindaco Luca Fanotto, qual è stata l'azione del suo precedente mandato che lo rende più fiero e qual è il progetto futuro a cui tiene maggiormente? Le condizioni del mercato immobiliare all'interno della nostra località sono prevalentemente dirette verso i turisti, coloro che vogliono fare degli investimenti. I residenti, in particolare le giovani coppie e le famiglie, nonostante magari continuino a lavorare sul nostro territorio, sono state costrette a causa delle condizioni inaccessibili del mercato immobiliare a trasferire la loro residenza nei comuni limitrofi per acquistare la loro prima casa. Questo intervento cerca di correggere, seppur limitato nel numero degli appartamenti che verranno realizzati, però cerca un po' di correggere questo tipo di tendenza e di garantire ai nostri residenti di continuare a rimanere sul nostro territorio. E questo è l'elemento di cui io sono più fiero del precedente amministrazione, oltre altri interventi che si sono concretizzati nella necessità di preservare la conformazione urbanistica e paesaggistica oltre che ambientale del territorio di Pineta e di Riviera attraverso l'approvazione di una variante del piano regolatore, cosiddetta variante sulle zone B0, che ha permesso appunto di bloccare la cementificazione di tale aree con l'utilizzo del piano casa. Ecco, questo è anche un altro provvedimento di cui io mi sento di essere fiero assieme a tutta la mia maggioranza. Per quanto riguarda invece le sfide legate al futuro e quindi gli obiettivi sono essenzialmente due, sono quelli i principali, quelli di realizzare la cosiddetta bicipolitana, e cioè un assetto coordinato e coerente di piste ciclabili su tutto il nostro territorio, perché ce ne sono molte ma non sono tra loro collegate e quindi c'è la necessità di fare dei raccordi e di promuovere in termini turistici anche questo tipo di servizio che rientra perfettamente nell'ambito dell'offerta. Oggi, infatti come oggi, i turisti cercano località che permettano di avere un equilibrio di sostenibilità tra edificato, ambiente, territorio e anche persona. Quindi il fatto di girare in sicurezza sul nostro territorio attraverso l'utilizzo della bicicletta tutto il suo perimetro, penso che possa essere veramente un elemento molto qualificante della nostra offerta turistica. La seconda invece obiettivo è di continuare e ultimare i lavori di riqualificazione del lungomare Trieste. Sono iniziati da via Sabbiadoro, ripartiranno dal mese di ottobre e anche questo tipo di intervento pubblico finanziato quota parte dalla regione e una parte anche dal comune sicuramente permetterà un ulteriore miglioramento del nostro prodotto, quindi continuare ad investire soprattutto nell'arredo urbano, nella riqualificazione delle strade e nel cercare un assetto di più ampia sostenibilità ambientale del nostro territorio. Da Lignano per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.